I due personaggi che tagliano la piazza in questo momento hanno fatto del jazz la loro ragione di vita. In una delle piazze più belle e suggestive di Feltre hanno sede la scuola di musica fortepiano e il jazz club Unisono. Il primo personaggio, Nicolò Ferrari Bravo, è presidente e fondatore della scuola di musica fortepiano, mentre il secondo è la mascotte istituzionale, dal nome Panfilo. Nicolò, parlaci di come è nata la scuola. La scuola è nata circa 6 anni fa e dal desiderio di creare una struttura che avesse un collegamento forte, significativo fra il momento dell'apprendimento, cioè il momento proprio prettamente didattico, e il momento invece del rapporto con il pubblico, del concerto, e quindi quasi contemporaneamente alla scuola è nato anche il Jazz Club, per permettere a chi studia questo tipo di genere musicale di avere immediatamente un confronto con chi pratica questa musica a un livello più alto e può dargli molti insegnamenti. Le istituzioni pubbliche ti appoggiano in questa tua impresa? Devo dire che limitatamente, in maniera piuttosto esigua, questa è un po' una nota dolente di questa iniziativa, nel senso che nonostante gli sforzi che abbiamo fatto per dare di un'immagine, cioè recuperare, diciamo, l'immagine popolare di questa musica, perché ha una forte componente popolare, il jazz viene vista così una cosa un pochino esclusiva, e questo un po' ci dispiace, perché anche gli enti pubblici e i soggetti che possono darci una mano sono un pochino restii a farlo. L'hanno fatto, ma in forma non soddisfacente, ecco, questo sì. La scuola fortepiano dà ai giovani la possibilità di misurarsi in un contesto dove l'apprendimento è affiancato da molta pratica. Apprendimento e pratica sembrano essere quindi le componenti principali per plasmare nuovi artisti. È davvero così? Io credo di sì, cioè la mia esperienza, premetto che sono un musicista non professionista, ma così un appassionato mi definisco, la mia esperienza mi ha insegnato questo, cioè che le cose veramente importanti sono le occasioni di mettere in pratica quello che si suona, e non è così scontato, cioè in altri contesti, magari all'estero, è facile avere questo tipo di situazioni. In Italia spesso le scuole tendono a confinarti dentro un'aula e poi diciamo la cosa finisce lì. Invece un allievo, anche se non suonerà mai da professionista, ha bisogno di avere un contatto con il club, con il pubblico, con la tensione che c'è, e quella tensione giusta, insomma, che deve esserci nella musica. E le jam session devono essere un banco di prova proprio fondamentale per capire a che punto si è nella propria preparazione, e soprattutto quanto si è in grado di suonare con gli altri, perché è il fine ultimo di questa musica è di suonare con gli altri, quindi nell'apprendimento l'obiettivo è sempre questo, cioè cercare di collegare il suonare diciamo, in modo individuale con il suonare collettivo. E le jam session servono a questo, a vedere quanto si è in grado di suonare bene con gli altri. E questo dà la misura in fondo di un bravo musicista di jazz. Stefano Doglioni, 20 anni, clarinetto e clarinetto basso, nel panorama italiano è tra i musicisti più promettenti. La sua frequentazione alla scuola fortepiano è stata una buona idea. Stefano, come è entrato il jazz nella tua vita? Per me è sempre stata una forma di espressione. Sono nato a Feltre, sono cresciuto a Feltre, dove non c'era nulla di questa, o c'era poco e nascosto. E quindi è stata una scoperta, pian piano, mano a mano che andavo avanti, veniva fuori, prendeva forma
questa musica e ancora oggi mi sto ancora avvicinando al jazz, ecco. Il futuro inizialmente sarà quello di studente. Sto studiando con vari maestri in giro per l'Italia. Ho studiato a Milano e Bologna quest'anno, l'anno prossimo vedrò di girare ancora un po' e di iniziare a suonare con altri musicisti in giro per l'Italia. È molto importante secondo me fare esperienze al di fuori della propria zona per poi tornare e portare nuove informazioni.